Caro Mario, buongiorno. Noi condividiamo lo stesso repertorio. Come nasce Mario Maglione? Mario Maglione nasce, intanto buongiorno a tutti, buongiorno a te, buongiorno a Diana, buongiorno a tutto il vostro gruppo, buongiorno alla canzone napoletana e buongiorno a questo panorama straordinario, questa giornata bellissima che voi siete venuti qui, diciamo tra virgolette, a casa mia a Mergellino. Ma Mario Maglione nasce come tutti i ragazzini, almeno quelli di una volta. Oggi è tutto diverso, oggi è tutto confezionato, appena incominciano vogliono direttamente essere. Noi abbiamo l'epoca mia degli anni 60-70 cominciavano a diventare, che è molto più importante perché c'è la formazione. Io comincio, ben ricordo, da piccolino, all'età di 10-11 anni, andando al campeggio dei preti, davanti al bivacco la sera, da Fedena, all'Abruzzo, dove è un posto a me molto caro, ho cominciato facendo l'imitatore, imitando i cantanti così, ma non perché volevo fare l'attore, perché mi piaceva l'imitazione dei cantanti e che poi mi piaceva, fondamentalmente non sapevo ancora, mi piaceva cantare. Poi comincio a 13-14 anni facendo il batterista, l'ho fatto per 7 anni e poi nel 72 ho conosciuto Roberto Muro, che per me è stata un'emozione straordinaria, bellissima, e ho cominciato ad amare la canzone napoletana. E da allora un excursus lunghissimo che non finisce mai, veramente lungo, ma proprio in tutte le salse, Sì, infatti, come tu dicevi giustamente, lunghissimo, e questo tuo excursus lunghissimo ti ha portato, lo dicevamo prima di iniziare la nostra intervista, dappertutto praticamente, in tutto il mondo. E questo proprio ti volevo chiedere, Mario, quanto è stato importante questo allontanarsi dalle radici e portare la nostra cultura fuori dal mondo? Per noi è fondamentale, immagino anche per te, altrimenti non l'avresti fatto. Allora, la mia prima uscita internazionale, tra virgolette, è stata con un altro mio chitarrista di un po' di anni fa, più che altro nel 70, e io cominciavo con un duo con una persona canzone, ci chiamavamo I Caraccioli, e pensa, principale obiettivo, no, come si dice, il nostro Modello, sì. Era Fausto Cigliano e Mario Ganci. Ma è di tutti noi questo modello, questo grande modello. Allora è stato quello, ma più che chitarristicamente. Poi dopo invece io poi mi sono avvicinato a molto. Ma noi, anzi dico che Luciano e io suonavamo meglio la chitarra, che lui era molto accorto, molto attento, cercavamo di fare quando più era possibile ed è durato un po' di tempo, fino al 75. Poi dopo ho iniziato poi da solo, poi non lasciando Cigliano, ma avvicinandomi poi a Muro. E nel frattempo di questo dei Caraccioli, la prima esperienza internazionale è stata, siamo stati a Ginevra. Siamo stati in un locale 1 mese e mezzo, pensa, tutte le sere che facevamo le canzoni napoletane. Poi da lì ho cominciato in Inghilterra, sono stato tante volte in Germania, Francia. Io la settimana scorsa, mia compagna ha detto: ma io sono andata a vedere la tua biografia, ma tu non ci hai messo la Corea del Sud, non ci hai messo la Corea del Nord, no, la Corea del Sud, non ci hai messo la Corea del Sud, non ci hai messo la Francia, non ci hai messo l'Albania, non ci hai messo tanti altri paesi che ho chiamato il mio web, sai là, il sito, senti, aggiungi queste 5-6, ma ci sei andata adesso? No, non so quanto tempo fa. Che meraviglia. Un episodio particolare, un'esperienza particolare che ti ha segnato profondamente, che ti ha emozionato in modo particolare? Ma episodi ce ne sono tanti, perché ci sono in varie situazioni, quelle belle e quelle importanti sono state sempre, forse la maggior parte le ho avute sempre con il maestro, ma c'ho più che altro aneddoti miei personali, più che musicali. Raccontaci, svelaci qualcosa, anche qualche particolare simpatico, quello che ti va. Allora, devi sapere che per esempio gli episodi emozionali di vita personale, molti ce l'ho con Muro. Muro era un personaggio troppo bello, Roberto. Immaginiamo, anche noi abbiamo, Mario, un ricordo legato al maestro, a Roberto, ne abbiamo suonato per i suoi 78 anni. Però il nostro è un ricordo professionale, tu giustamente personali ne hai molti più di noi, infatti, perché noi all'epoca ci dedicavamo al piano band, quindi lui era da solo con una ventina di persone, erano proprio pochissime, una festa molto intima, e a un certo punto chiaramente gli dissero: maestro, qualche canzone. Allora lui venne, prese la chitarra di Claudio, sai, si metteva il microfono, lo preparava, lui lo guardò e disse: lascia sta, figlio mio, sti madonna, senti, se stanno zitte, non metti il microfono. E così fu. Quando iniziò a suonare lui, dopo 10 secondi, 20 al massimo, silenzio assoluto. Questo volevo dirtelo, perché noi da quella esperienza che poi ci è servita dopo, non lo sapevamo, che poi ci saremmo
dedicati alla posteggia. Abbiamo veramente apprezzato questo, cioè le persone che vogliono ascoltare un classico napoletano devono stare zitte. E devi sapere che poi negli ultimi anni Roberto fece i Cazziatoni, che lui non voleva cantare più, diceva Ovietto, la poesia del padre. Sappiamo, no, tutti che il papà di Roberto è stato il grande Ernesto Murolo, Sì. e mi dice incazziato, state zitto, silenzio! Perché purtroppo la maleducazione c'è sempre. A volte io dico sempre bisogna essere educati anche non tanto verso il personaggio ma verso la persona che ti sta regalando qualcosa, e purtroppo non è sempre così. E poi ci soprattutto sono con questo nostro repertorio l'attenzione forse è richiesta più che per un altro genere musicale, perché in genere ci muoviamo chitarra e voce, chitarra e mandolino, quindi ci si chiede un po' di attenzione in più e vale di più questa regola. Sì. Infatti, io perciò io per esempio sono sempre attento, oggi non regalo più niente facilmente, capito? Non mi va proprio di fare qualsiasi cosa, sto attento, dico no, perché poi c'è molta distrazione, qua se non fa la televisione la gente non è più, non si ricorda più i video, capito? Ci vuole il pezzo del momento, ma guarda, io lo noto, Oggi sì, oggi è così, è vero. io lo noto sulla mia pelle, capito? Subito o fanno finta di non ricordarsi più di te, perché tu non ti porti più, capito? Allora, guarda che il pubblico è cattivo, il pubblico è tremendo, no, è cattivo. È cattivo. Ma tu sei Mario Maglione. Lo so, però purtroppo bisogna confrontarsi con la realtà. Allora io che faccio? Io evito. E questa per esempio è una cosa che ho preso dal maestro Sergio Bruni. Sergio Bruni, pure se io portavo una scena davanti, pure sapere vita e miracoli dove la portavano. Mi hai anticipato, perché io la prossima domanda che volevo farti era proprio questa. Se ci raccontavi qualcosa pure del maestro Bruni, che è stata un'altra grossa icona del classico napoletano. Il maestro Bruni l'ho conosciuto molto poco, anche se è del mio quartiere, cioè l'ha vissuto tantissimo qua al Consiglio Tonale. Abbiamo frequentato moltissimo il convento dei Francescani, ma il maestro Bruni è un personaggio molto particolare. Anzi, devo dire che sono molto più amico di Salvatore Palombo, l'autore che io vedo spessissimo, però il maestro all'inizio che ho cominciato, devo dire era un po' appassionato a me. Lui mi ha fatto pure delle pseudo raccomandazioni. All'inizio disse, ma quando non esistevano tutti i suoi allievi, era a casa era ancora a suo biberò, insomma. Quando io ho fatto delle cose. Ma tu d'altra parte con 40, ci hai detto più di 40 anni. Io ho 63 anni, sì. ho cominciato a 15 anni. E quindi una vita veramente nella musica. Infatti. E senti, a proposito di questo repertorio ti faccio la mia ultima domanda. Noi chiediamo sempre la canzone classica napoletana del cuore. Sappiamo già che è difficile rispondere perché il repertorio è talmente immenso e bellissimo che a volte ci dicono 3-4 canzoni perché una è impossibile. Tu ne hai una in particolare o dinne più di una tranquillamente? Cioè ne puoi scegliere anche diverse. Ma guarda, devo dire la verità, a me piace Voce Notte, mi piace Madonna Napoli, mi piace Reginello. Reginello è bellissimo, insomma, non... Reginello Allora, la potremmo dedicare, Mario gliela dedichiamo, dopo adesso te la dedichiamo. Bene, perfetto. Sì, tra l'altro quest'anno ha compiuto 100 anni, quindi è un brano... Bene. E tu hai fatto una versione che io l'ho sempre ascoltata e gradita insieme ai tuoi lavori. Mi è piaciuto proprio in modo particolare, e te lo dicevo prima, che tu ti sei sempre distinto dall'inizio. Mario Maglione dall'inizio ha preso una strada diversa, la strada dell'eleganza e la strada del far bene la classica napoletana, rispettandola e valorizzandola. Ahimè, l'eleganza purtroppo non ripaga molto. Chiaramente cantando in un certo modo, ma non perché l'ho voluto, è uscito così, è dentro di me che è così. In questa città non ripaga molto, perché Napoli è abituato al cantante popolare, al cantante viscerale. Attenzione, va benissimo. Vedi, tornando sempre al maestro, che alla fine si ritorna sempre là. Il maestro, io l'ho già frequentato per 35 anni, tutte le ore. Cosa significa? Cioè, se tu vieni a casa mia, vedi che nelle feste dagli 80 anni in poi fino a 92-93 tutte le feste ho fatto a mia madre, le feste dei compleanni di mia madre, siamo io, Roberto e mia mamma. Io, perché mio padre non c'era più, cioè io ho sempre definito il mio secondo padre, cioè, ho giocato centinaia di conché,
la sera, c'eravamo con 50 lire, 100 lire, che poi non ci va sempre, capito? Cioè per dirti, no? E ti dico che io negli anni 80 accompagnavo Roberto in giro a fare servizi, così con la macchina, e camminavamo per la strada. Quando diceva tengo un maestro muro in mano, con qualche vigile, sa canale. Prego, prego. Davamo nei ristoranti a mangiare, sì. 30 persone, uno lo salutava e 29 no. Quando ho avuto il successo di con me, con Mia Martini, televisivo, non si poteva andare da nessuna parte, ma anche tra si può, perché purtroppo, ahimè, hai capito? E comunque anche in tutto il mondo è così, però qui è un po' in più, siamo molto provinciali su questo. Se sei famoso, io ti rispetto, se non sei famoso, però poi se ti sentono all'Europa vengono vicino, complimenti, ah ma voi cantate una bella voce che tenete, ma voi facete un mestiere, allora molte volte faccio no, io lavoro alle poste. E questa sì è vero, è una cosa che... Noi chiedono il lavoro, sì, ci chiedono spesso musicisti, e no, ma il lavoro vero è musicisti. Infatti. Il nostro spazio si chiama Ritorno al futuro. Che cosa porterebbe Mario Maglione con sé nel suo futuro? Ma io porto il futuro, io vorrei, più che altro che voglio portare, vorrei un desiderio, che continui sempre questa bella tradizione, perché ho paura che la vogliono forza affossare. Ma quelli la affossano facendola cantare a chi non sa cantare questa canzone, capito? Questo è il guaio. Però sono convinto, come c'è stato sempre, corsi e ricorsi storici, piano piano, hanno poca quota, a 500 in coppa all'autostrada, cammina sempre. La Ferrari ti supera, ma 500 cammina sempre e arriva sempre al traguardo. Allora ai giovani non avete vergogna di cantare i classici, non vi preoccupate, che vi garantisco che se ci mettete il cuore avete sempre successo, pure con una bella quindicenne che ci piace nei Rolling Stones. È vero, bravissimo. È vero, grazie per Allora noi chiudiamo dedicandoti, come tu dicevi, solo col cuore, perché qua siamo in mezzo alle persone, questa canzoncina, e ci salutiamo. Grazie. Grazie a voi e a me di sentirci e a vederci. Grazie a te caro Mario, grazie.